Che è cambiato? Ma un macete, che cavolo hai in mano? Si spoglia per poi rivestirsi in mezzo alla strada all'altezza tra via Roma e Ponte San Martino nel cuore di Treviso. A torso nudo i passanti notano un particolare inquietante e non trascurabile, un coltello da cucina infilato nei pantaloni, una lama da circa 30 centimetri. Ha vagato per la città così, creando scompiglio e paura tra i passanti un 23enne di origine pakistana. Con un coltello stava per terra e lavorava sui San Pietrini o faceva non so cosa. E poi qualcuno ha fatto un esposto ai carabinieri o polizia, non lo so, e loro sono usciti e l'hanno portato via. Quando le forze dell'ordine l'hanno raggiunto, il giovane ha prima gettato l'arma e poi si è buttato a terra. Il ventenne è stato poi condotto in questura. Sarà denunciato per porto abusivo di coltello. Il fatto è accaduto proprio dopo il recente incontro del coordinamento trevigiano dei Meloniani con il questore di Treviso, il comandante provinciale dei Carabinieri e il ministro Nordio, che ha commentato gli ultimi episodi di violenza. Sono nato in una Treviso che era sicura, bella e vivibile. Oggi invece i cittadini hanno paura a passeggiare in centro il sabato pomeriggio. È una situazione inaccettabile. Dure le parole del ministro della giustizia, distante anni luce dalle rassicurazioni del sindaco Conte che nonostante le aggressioni, le rapine e l'omicidio di via Castelmenardo lo scorso 12 dicembre ha definito Treviso una città sicura. Rincarano la dose anche dal Partito Democratico. Con una nota i Dem chiedono all'amministrazione di intervenire con soluzioni concrete. Il capogruppo Stefano Pelloni attacca gli alleati. La giunta di centrodestra continua a dividersi e a non trovare un percorso condiviso. Basta con la retorica, ora i fatti, le parole da Roma dell'onorevole Scarpa. Clima teso in città dunque e soprattutto tra gli alleati fanno ancora discutere le dichiarazioni che il Foglio aveva attribuito a Mario Conte, che aveva appellato i meloniani come famelici, impreparati, perdenti. Siamo famelici, impreparati e perdenti, sia come offensivo nei nostri confronti, lo dico chiaramente. La nostra pazienza, come si suol dire, è infinita e per il bene non ha limiti. Per il bene, no, i limiti ce li ha, ma non li stabilisco io. Certo. Ecco, li stabilisce la nostra leader.